fate i controlli alle caldaie, quelli regolari, e se avete la possibilità cambiate la caldaia e spostatela all'esterno, come stanno facendo con le caldaie a convenzione, cioè a condensazione. Questo è l'appello che fa il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, dopo la tragedia che è costata la vita ad Aldo Boscaro, 79enne, morto per le esalazioni di monossido uscito proprio dalla caldaia nella sua casa in via Montello, nella frazione di Oltrebrenta. L'allarme era stato dato dalla convivente dell'uomo che non lo sentiva da qualche ora. All'arrivo del personale del SUEM i segnalatori di monossido hanno iniziato a suonare. Io sono stato qua diverse decine di minuti e il rumore di questo allarme del SUEM che continuava a segnalare la presenza di questo monossido a distanza di diverse decine di minuti veramente mi ha fatto riflettere. Una grandissima tragedia. In via Montello sono intervenuti anche i carabinieri per indagare su quanto accaduto. Hanno posto anche lo stabile sotto sequestro. Il pensionato, 79enne, non era seguito dai servizi sociali del comune. Ora l'autorità giudiziaria dovrà stabilire l'esatta causa della morte. Non si esclude infatti una concausa legata ad un arresto cardiaco. Nei prossimi giorni verrà conferito l'incarico per eseguirne l'autopsia. È una delle tante persone invisibili a volte, non era in carico a servizi sociali e quindi che ha fatto la sua vita e alla fine in un periodo della sua vita in cui poteva godersi la meritata pensione, vivere in pace, alla fine se ne va per una fuoriuscita di monossido. Ecco, questo secondo me nel 2025 è assolutamente inaccettabile e non è possibile.